Eder. Mech. Pallister. Oggi 5 gennaio ho letto sul quotidiano di Trieste delle dichiarazioni rilasciate da una signora che lavora presso un negozio di frutta e verdura di via San Cilino, che ha riferito di aver visto Liliana Resinovic transitare davanti al suo negozio la mattina del giorno 14 dicembre, giorno della sua scomparsa. In riferimento a questo ho fatto le mie considerazioni, che sono le seguenti. Liliana ha preso un autobus per recarsi al negozio Wind 3 di via Battisti, come mi aveva riferito il 14 dicembre 2021 nella telefonata delle ore 08:22, o ha trovato qualcuno che le ha offerto un passaggio. O può aver proseguito per via San Cilino a piedi prendendo poi il viale Raffaello Sanzio o la via delle Docce, che sale verso il monte. O continuare per la via San Cilino fino all'entrata dell'ex OPP. All'interno dell'ex OPP Liliana aveva i suoi ambulatori specialistici. Era un po' abitudinaria del posto anche per fare una camminata. Mi aveva detto che se e quando voleva fare una camminata usava come posto preferenziale proprio il parco dell'ex ospedale psichiatrico, anche perché vicino casa. Liliana mi raccontava dove andava nel corso della settimana, ovvero le piaceva camminare per città, ritrovarsi con amiche o colleghe di un tempo. Si trovava a Ponte Rosso angolo via Trento dove si trovava con amiche e colleghe di un tempo. Una la conosco perfettamente, si chiama Mara, e lavorava con Liliana nello stesso ufficio, cioè il protocollo delle attività produttive della regione con gli uffici in via Trento. Talvolta si recava in piazzale San Giacomo, proprio davanti alla chiesa, dove si trovava con un'amica che abitava in zona, non so però chi sia questa amica. Quest'ultima la conosce anche Mara, perché si trovavano loro tre e forse anche altre amiche. Della corsa ne parlavamo e lei mi aveva detto che non la praticava più da anni, perché si dedicava soprattutto alla bicicletta. Che praticava quasi sempre in compagnia del marito, per quello che so. Con la bicicletta in zona faceva soprattutto le piste ciclabili della nostra provincia e dell'Isontino. A Trieste qualche volta faceva la strada costiera con il marito. Per quello che mi ha detto Liliana, quasi tutti i weekend si recava con il marito fuori città alla ricerca di piste ciclabili vecchie e nuove. Amava recarsi anche a Barcola e alle Rive, che sono quelle davanti a Piazza Unità. So che d'estate si recava con il marito alla Costa dei Barbari sotto la galleria naturale dove praticava il naturismo. Non mi ha mai fatto nomi di amiche, nessun nome in particolare, ma di amiche che avrebbero potuto ospitarla ne aveva di sicuro. In caso di bisogno sono convinto che avrebbe potuto trovare delle amiche che l'avrebbero ospitata. È per questo che i primi giorni successivi alla sua scomparsa non mi sono preoccupato più di tanto. La preoccupazione è cresciuta quando è stata trovata la borsetta. Questo particolare l'ho appreso dai comuni amici, Salvatore Nasti e moglie Gabriella. Penso che Liliana potesse essere turbata la mattina del 14 dicembre. Ho visto in TV e mi è stato anche inviato per WhatsApp dalla cugina di Liliana, Silvia Radin di Plavie, un filmato che riprendeva Liliana alla cena del giorno prima della scomparsa. In quel filmato ho visto Liliana molto tesa, mentre il marito la riprendeva. Lei mangiava tenendo la testa bassa e portava la forchetta alla bocca. Ha alzato solo una volta lo sguardo posandolo a 30 centimetri più a sinistra del piatto, non ha guardato una volta il marito che la stava riprendendo. Ho ipotizzato che la situazione tra loro due fosse più tesa del solito e quindi il motivo l'ho ricercato nel fatto che avesse già accennato al marito sulla nostra situazione. Un'altra ipotesi che ho fatto è che potesse avere un ripensamento su quello che stava per compiere nella sua vita, cioè lasciare il marito per stare con me in un secondo momento.
Liliana mi ha detto che stava cercando un secondo appartamento dove andare ad abitare. Lei mi aveva detto che l'appartamento dove abitava con il marito era troppo dispendioso, soprattutto per una persona sola. Da questo video e da quasi tutte le foto che ha postato il marito sulla loro coppia, traspare che lei non sorride quasi mai. Non sprizza felicità e lui la teneva vicino a sé quasi come un atto di possesso, almeno questa è la mia impressione. Per ammissione di Liliana era sempre il marito che decideva cosa fare e dove andare. In un'intervista ho sentito il marito di Liliana dire che loro decidevano assieme, volta per volta, cosa fare e dove andare, ma invece lei diceva che era lui che diceva andiamo qua, andiamo là. Riguardo ai rapporti col marito, posso dire che con lei non si parlava di cose super particolari. Lei mi ha detto che l'amore tra di loro era finito da diversi anni. Intendo l'amore in quanto tale, cioè andare a letto e far l'amore. La storia era venuta fuori perché io avevo aperto l'argomento quando abbiamo parlato di poter continuare la vita assieme. Le avevo detto esplicitamente che si sarebbe trovata con un uomo di diversi anni più grande di lei ed impossibilitato a soddisfare certe esigenze in quanto avevo subito dal 2015 al 2019 3 interventi chirurgici alla prostata, che per un maschio sono deleteri. Liliana mi aveva risposto tanto sono anni che non lo faccio con mio marito, facendomi capire che da anni non faceva l'amore con il marito. Non mi ha mai detto se il marito la offendeva, se le metteva le mani addosso, se litigavano tra di loro. Per il carattere che aveva Liliana era impossibile litigare con lei, perché è mite al punto di aborrire qualsivoglia litigio. Io con lei mi scambiavo messaggi WhatsApp, soprattutto in questi ultimi mesi, in quanto le telefonate erano molto più rare perché era sempre a contatto del marito. Lei me lo diceva che alle volte doveva far finta di dover andare ad esempio in bagno per potermi fare una telefonata, specialmente quando si trovava in qualche centro commerciale. Io ho detto a Liliana perché non diceva al marito che veniva da me a stirare o perché non portasse anche lui qualche volta. Lei mi ha risposto che era meglio di no, anche perché il martedì ed il mercoledì, soprattutto, lui era particolarmente occupato col suo passatempo, cioè gli piaceva fare l'arrotino. Il 15 dicembre 2021 ho consegnato lo screenshot di un messaggio WhatsApp inviato alla Resinovic il giorno 14 alle ore 8:12 nel quale c'è scritto Cambr. Era il modo con il quale da un paio di mesi, dal 25 ottobre, ci scambiavamo il buongiorno e la buonanotte per capirlo solo noi. Cambr vuol dire ciao amore mio buongiorno. Non ho altri messaggi. Mi ricordo di aver fatto almeno 3 messaggi, almeno 2 in mattinata ed 1 nel pomeriggio intercalati con chiamate normali. Il 14 dicembre alle ore 10:53 ho inviato il messaggio con scritto Cambè. Non avendo nessun tipo di notizia da Liliana quella mattina dopo la nostra telefonata delle ore 8:22 e dopo che lei doveva essere a casa mia verso le 10. Le ho inviato quel messaggio che significa ciao amore mio beh, che stava a significare beh e allora, volevo avere sue notizie. Alle ore 11:24 ho inviato un messaggio WhatsApp a Liliana con scritto aspetto sempre un segnal. Volevo solo dire che aspettavo da lei un segno qualsiasi. Alle ore 14:29 del 14 dicembre 2021 ho inviato il messaggio WhatsApp aspetto sempre una notizia. Qualsiasi. Voleva dire che aspettavo una qualsiasi notizia da Liliana, purché tale, cioè che si facesse in qualche maniera sentire. Mi aspettavo addirittura che avesse cambiato idea su cosa fare. Il mio scrivere qualsiasi significava qualsiasi decisione da parte sua, mi aspettavo anche che fosse negativa, intesa che avesse ripensato sul lasciare il marito ed il resto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.